Salve a tutti e bentornati a un nuovo video sul canale. La variabilità in questi giorni ha condizionato il tempo in Italia e una debole perturbazione ha agito sulle regioni tirreniche portando qualche isolata pioggia e nuvolosità irregolare su tutto il nord Italia, ma la pressione sarà destinata ad aumentare temporaneamente con il flusso di correnti umide occidentali che porterà ancora degli addensamenti. Giornata tra sole e nubi, quindi giovedì, poi venerdì assisteremo a un cambio di scenario con una discesa di una debole perturbazione, temperature che saranno sopra la media del periodo soprattutto sulle regioni adriatiche. Notiamo come nel corso della giornata di venerdì si formerà un minimo e riuscirà a portare qualche pioggia molto più incisiva sul versante tirrenico, al centro-sud, anche al nord-est avremo possibili locali rovesci o temporali. Successivamente anche il weekend, con la discesa di un vortice dai Balcani, riuscirà a portare qualche precipitazione anche sul versante adriatico tra sabato e domenica, e la pressione tenderà ad aumentare nel corso dei giorni successivi. A partire da domenica e con la nuova settimana un'alta pressione temporanea che richiamerà correnti molto miti, ma assisteremo comunque sul versante adriatico e al nord-est, anche sul Veneto, temperature che saranno un po' in calo con valori massimi tra i 12 e i 14 gradi. Successivamente, come notiamo dalla grafica, il flusso instabile previsto arrivare tra lunedì e martedì sembra quasi confermato, con un possibile ritorno a precipitazioni un po' più corpose, un passaggio che sembrerà comunque veloce, ancora da valutare con attenzione. Dopo la metà di marzo c'è la tendenza verso un clima un po' più freddo, un po' più piovoso sulla penisola, e con il caldo invece che ritorna alle latitudini polari. Per maggiori dettagli comunque consultate i prossimi aggiornamenti.